questo luogo, perché l'artista che chiude questo appuntamento, diciamo che naviga insomma nel mondo della musica da 35 anni, nella sua Sassari e non solo, e non soltanto come interprete, ma ha proprio queste molte anime, devo dire, diverse sfaccettature nell'interpretare come dire, la sua relazione con l'arte. Intanto come interprete di canzoni, insomma di cantautori importanti degli ultimi anni, ma anche come autore di alcuni canti in lingua sarda, esperienze cinematografiche come attore, ma anche partecipazioni e ospitate in programmi nazionali. Insomma, tante cose lo hanno caratterizzato in questi 35 anni di attività, e dalla sua Sassari però poi ha scelto di vivere qui a Sirico, e quindi insomma siamo molto felici di avere questo concittadino artista che è Enzo Mugoni. Vieni qua, Enzo. E qui ti vogliono molto bene, devo dire. Sì. Innanzitutto buonasera a tutti, onore e piacere stare qua stasera. Grazie alla Fondazione Maria Carta, grazie all'amministrazione comunale, il sindaco e tutti i componenti, tutti coloro, insomma, tutti i silighesi. Colgo l'occasione anche di salutare tutta la Sardegna in questo caso. Sono molto emozionato, innanzitutto perché insomma, a me mi piace sperimentare da molti anni a questa parte, poi insomma togliere fuori me stesso, lavorare su me stesso, cercare sempre di fare delle cose diverse, le due anime che citavi poc'anzi. Dopodiché insomma mi piace anche fare spettacolo in mezzo alla gente. Io mi metto sempre a servizio della gente, perché la gente deve essere sempre felice a fine spettacolo, no? E quando uno va via deve dire oggi sono andato a vedere Enzo Mugoni, e questo mi rende orgoglioso e insomma mi dà la forza sempre per andare avanti in questo percorso artistico. Ecco, però in tutta questa tua, come dire, dedizione verso la parte dello spettacolo sul palcoscenico, però dedichi anche molto tempo a questa tua anima molto poetica, molto introspettiva, molto attenta, e che ogni tanto insomma proponi anche nelle tue canzoni, nei tuoi spettacoli. Diciamo che questo spazio di grande profondità lo hai sempre conservato, e anzi ultimamente stai mettendo su nei tuoi canti anche questa tua parte, insomma, di ricerca. Perché io parto dal presupposto che prima bisogna essere uomini, no? E poi artisti, insomma, e mai far trasparire, bisogna avere sempre la spontaneità, perché la gente non è stupida, capisce subito, no? Il pubblico percepisce quando uno insomma sul palco è uguale come nella vita, certo un po' più accentuato, però insomma cerca sempre di portare anche la sua umanità, e quindi questo per me è importante. Senti, è stata importante anche qualche tua collaborazione con artisti nazionali. Adesso per esempio ne avremo un esempio, perché tu hai coinvolto Don Bacchi, che insomma è stato un cantante storico tutti gli anni 60, però lo hai coinvolto, avete collaborato, cioè lui nel tuo disco, tu nel suo, insomma c'è stato questo scambio. In Istellas com'è nata questa collaborazione? Ma in Stellas io stavo incidendo un disco dal titolo Sciardana, no? Con varie, insomma, con varie canzoni, insomma, di vari generi, e a un certo punto c'era l'esigenza e la voglia di chiamare un nome nazionale, e allora al che mi è venuto subito in mente Don Bacchi, perché si è instaurato questo rapporto di amicizia da un po' di tempo a questa parte, e insomma lui ha ascoltato la canzone e a un certo punto ha detto sì, subito. E poi mi ha detto, però in questo disco dovresti mettere anche una mia canzone. Allora io ho inciso la ballata Per un ballente, tratto dal film Barbagia che aveva fatto con Terence Hill, e ho cantato e ho fatto riarrangiare questa canzone. Insomma, e poi negli anni ho collaborato con tanti artisti come Benito Urgu, come Max Giusti, come Fiorello, insomma, sempre cercando di rispettare la gerarchia artistica, ma soprattutto l'uomo che è davanti, no? E cercare di portare avanti qualcosa di bello. Bene, noi ascolteremo anche Sole Lughe, che è un'altra importante Esatto. composizione, e quindi io ti lascio insomma al tuo pubblico di Sirico e al pubblico di Tele Sardegna. Grazie. Sentirete anche la voce di Don Bacchi, ok? Istellas.
Questa notte in sughelo pare riende, sasi stella sbrillente di lughe diamante, chi mi illumina na su cammino e sa vita, i stella si stue. Sa più bella e lucente, stella di amore. Un applauso al Don. Che una oche profonda si sa cammino. In sa notte piena e pensamentos de oro, lamentos in coro. Abaido in su che lu pensente a su papu desanima mia, i stellas En su coro esa mente se sempre presente. O su babu meu. questa notte in su che lu ti sorridente. In su coro esa mente Deo ti so pensende. Chi mi illumina na su cammino e sa vita, i stella si stue. I stellas Abbailo in su che lo pensende a su babu desanima mia. i stellas in su mente sei sempre presente su babu meu. I stellas in su mente sei sempre presente su babu meu. Grazie di cuore, grazie. Bene, ci tengo a dire, io sono nato a Sassari ma sono anche di origine di Bultei, mio nonno è nato a Benetutti, mia nonna è di Ostieri, quindi ho sempre vissuto e mi ricordo anche aneddoti, ad esempio quando ci si metteva davanti al cammino e si recitava il rosario, no? Queste cose qua. Insomma, fin da piccolo poi ho sentito mio nonno che recitava sempre le poesie sai, in sardo e poi inventava tante poesie in sardo. E in questo, insomma, in questo percorso artistico ho voluto fare anche insomma, delle canzoni anche un po' più movimentate, in questo caso Sole e Lughe, e ho bisogno del vostro supporto con le manine. Vediamo un po' se siamo sincronizzati stasera. Mani su. Come parte alla gran cassa, tutti insieme con le mani, le battiamo, Vai ragazzi. Su. Scendo. Lughe en su mundo negro, varios sus colores, y extraños alimentos y restos lamentos. Al desquila el levante, tramonto apponente, a mezzodie lugente e sabbiata. Lughe in terra, lughe in mare, lughe in cielo, lughe in vita, lughe in noi.
luce, sole lucente, alle nude animo galante, intendo serente e via saera al cielo. Sentimentos, sole lughe in animo sereno, sole in terra, sole in mare, sole in cielo, sole in vita, sole in noi, sole in voi, sole lughe. E adesso insieme così. E salutiamo dunque Enzo Mugoni, grazie Enzo. Grazie di cuore. Grazie infinite a te.